Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Acqua, Africa, Donna è il titolo del 32esimo meeting internazionale di solidarietà organizzato dal gruppo Missioni Africa di Montagnana, che si è svolto domenica scorsa all'Istituto Sacchieri e al quale hanno partecipato 1 migliaio di persone. Il GMA, dove la A stava per Asmara e adesso per Africa, è un'organizzazione non governativa internazionale con sede a Montagnana, ma con gruppi consociati praticamente in tutta Italia, che opera da circa 40 anni nel Corno d'Africa, prima in Eritrea e da qualche anno anche in Etiopia. Questo per introdurre il meeting di domenica, ma sul significato delle 3 parole simbolo, acqua, Africa e donna, lasciamo il compito al giornalista vaticanista Luis Badiglia Morales, che introdurrà e modererà il convegno. 3 parole che poi possono essere messe insieme perché costituiscono una realtà molto urgente per quel continente, cioè la donna, l'acqua, l'Africa. Che rapporto c'è fra queste 3 parole, questi 3 concetti? E viene subito fuori che il rapporto è la situazione di quasi 1 miliardo di esseri umani, perché più o meno quella è la popolazione africana in questo momento, che fra tante emergenze, urgenze, drammi, c'è questo problema drammatico dell'acqua. L'acqua non solo è un bene pubblico, è anzitutto un diritto umano, un diritto fondamentale, tanto fondamentale come la libertà. Senza libertà l'uomo non vive, senza l'acqua l'uomo non vive. Ma è la donna la vera protagonista di questo meeting, che i 3 temi li ha messi in ordine strettamente alfabetico. La donna africana candidata al Nobel per la pace, a cui anche il GMA collabora nella raccolta di firme per la candidatura. Il motivo della candidatura della donna africana ce lo spiega Patrizia Sentinelli, già viceministro alla cooperazione. E sono venuta qui a presentare la campagna per il premio Nobel Pace 2011 alle donne africane, che sono il perno del futuro dell'Africa, della loro quotidianità, donne che vanno riconosciute e premiate. Non potevamo non dar la parola a padre Vitale Vitali, presidente del GMA da quando ha mosso i primi passi. Padre Vitale è un padre pavoniano che costruisce asili in villaggi musulmani e che opera in uno stato africano perché la miseria non è un credo, la miseria è miseria e basta. È 40 anni che andiamo avanti, abbiamo fatto parecchie cose per questi paesi, soprattutto in questi ultimi anni l'acqua è la cosa fondamentale. Oggi abbiamo seguito tra tutti una 70ina di villaggi e vogliamo metterli in piedi dando quelle garanzie minime, che è l'istruzione, è un minimo di sanità e che poi è della sicurezza alimentare, ma che siano loro a mettere in piedi il tutto. Che siano gestibili da loro. Soprattutto che siano gestibili, che abbiano un futuro, perché finché siamo su noi è chiaro che le cose vanno. Devono arrangiarsi a costruire e mantenerle loro le cose, allora le cose durano. E un po' alla volta entrerà nel DNA loro e cominceranno un po' alla volta a ripetere che il tantam in Africa funziona benissimo. Al meeting hanno parlato anche Amilcare Boccuccia, missionario e fondatore delle scuole agrotecniche di Agaz e Mechi, e Annunziata Gatta del gruppo consociato di Napoli. Nel corso del meeting sono stati consegnati 4 Oscar dei diritti alle scuole primarie che avevano partecipato al concorso Vivere, Amare e Capirsi, dalle immagini ai diritti, tra le quali spiccano gli alunni delle elementari di Urbana per aver raccolto 1 tonnellata di tappi di acqua minerale. Non ci sarà più un tappo di acqua minerale ad Urbana, è stata la chiosa di padre Vitale Vitali.